per Giorgia. Io lo so cosa senti, non me lo devi spiegare. Vedi dubbi davanti, ma non è qui la fine. E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo so c'è ad un dolore che non ha una fine. E adesso certo parlami, ti sto ascoltando, mi piace perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti quando cerchi risposte, i tuoi occhi diamanti, persi un giro di giostre. E certo che è un po' strano, io non sono il tipo, di solito non parlo e resto sempre muto, perché ho parlato e sai sono stato incompreso, ma avevo un pianoforte come dolce amico. Ma tu sei diversa perché sei sbagliata, ma non per me che credo chi non vi è creduta. Tu sei come un bicchiere fatto di cristallo, al bordo di una tavola e temi l'impatto. Mi domando se ti domandi tu che cosa faccio quando sono solo io, che cosa faccio quando penso al nome tuo. Mi domando se ti domandi tu che senso c'ha parlare di tristezza se accanto c'è qualcuno con cui ridere. Io come te cerco solo l'amore, io come te cerco solo l'amore. Io lo so, non ci credi, in fondo non ti conosco, e che tu nei pensieri sei già un rifugio perfetto. E certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti, quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi nome. E certo che so bene quanto dentro pesa, tu vedi l'abbandono come la tua casa, e io vorrei bussarti, farti una sorpresa, portarti nei miei fogli come fa un poeta. Mi domando se ti domandi tu che cosa faccio quando sono solo io, che cosa faccio quando penso al nome tuo. Mi domando se ti domandi tu che senso c'ha parlare di tristezza se accanto c'è qualcuno con cui ridere. Io come te cerco solo l'amore, io come te cerco solo l'amore. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti. Che poesia di Ultimo, quel filo che ci unisce, richiesta dalla nostra telespettatrice Giorgia, che salutiamo. Ragazzi, che inizio! Beh, di solito inizio sempre con luci, laser, eccetera, invece no, abbiamo iniziato questa sera con una poesia e quindi fatemelo dire anche stavolta, Fabrizio, che inizio! Vabbè, 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, sarà una puntata particolare, bellissima. Tra un po' ci sarà qua Valentina Branca con un ospite che ha portato lei, un ospite pazzesco, ma tra un po' giocheremo, ma ho promesso ieri un brano dei Nomadi che a me piace tantissimo. Tutto a posto, cantate con me.
C'è il silenzio tra noi, guardo negli occhi tuoi e capisco la mia ingenuità. Tutto è a posto, lo so, tutto è a posto perché tutto è come quando me ne andai, tranne lei. Ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. I nomadi per voi! Adesso lo so che ve l'aspettate. Dopo il secondo brano arrivano gli indizi per giocare con noi. Eccoli qui, che mo sono gli stessi di ieri. Ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Cosa nascosto all'interno dello zaino? Per vincere lo zaino dovete cercare di capire cosa c'è qui dentro. E vi ho dato degli indizi importanti. Ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Aspettate, dopo il primo brano del secondo tempo e telefonate al 378 4080 506. Mi raccomando, per chi chiama da fuori Luserna, sempre 378 4080 506. Gli indizi sono questi, non è difficile amici a casa. E adesso andiamo a conoscere colui che lo zainetto l'ha già vinto. E non ne ha vinto uno, ne ha vinti due, perché prima si poteva, adesso poi il regolamento è che chi l'ha già vinto non può più partecipare, ma ci saranno altri premi, ci saranno altri giochi. Andiamo a conoscere il vincitore del doppio zaino. Vai Fabrizio! Io consegno ufficialmente ad Andrea Ballarin 2 zaini. Grazie mille, 2 zaini, sì, sto seguendo il programma tutte le sere, non riesco a star senza telefonare e provare a prendere la linea, insomma. Dopo aver sbagliato un bel po' di volte inizialmente, poi sono riuscito a dare una risposta giusta. Diciamo che lei ha vinto 2 zaini perché partecipava per un gruppo. Sì. Cosa le piace di Casa Peiretti? Ma nel senso buono del termine, più ampio del termine, la leggerezza, no, del programma, quindi il fatto che ci siano canzoni, anche del mio periodo, diciamo così, e poi da comunque amante dei giochi, televisivi in genere, e insomma il fatto che ci sia appunto questa possibilità di poter vincere uno zaino col logo di Rete 7, che seguo spessissimo tra l'altro, beh, insomma ho cercato di approfittare nel senso buono della cosa e ho giocato. Mi è andata bene per 2 volte, uno sarà mio, uno sarà poi dato in regalo, adesso insomma vedremo chi. Le parole con le quali ho vinto questi 2 zaini, allora ricordo l'ultima era capsula, non semplicissima da indovinare, e quella precedente sinceramente non la ricordo più, forse era... Cassa, è vero, esatto. Che cosa le piace del palinsesto di Rete 7 oltre a Casa Peiretti? Allora, seguo spesso il TG delle 19 e anche i cartoni animati che ogni tanto ci sono prima del TG, e soprattutto il fatto, essendo io quasi cinquantenne ormai, appassionato a telefilm degli anni 80, fine anni 70, 90, mi piace ogni tanto guardare, non so, un vecchio episodio di Supercar, piuttosto che La famiglia Addams o, non so, Miami Vice, ecco. Allora, i 2 zaini si è proprio meritati, perché la mia era una domanda a tranello. Senta, lei è considerato il recordman delle partecipazioni alle trasmissioni televisive. Allora, così sembra. Mi è stato anche dedicato un servizio l'aprile scorso dal
TV, sorrisi e canzoni. Sì, il titolo del servizio era "Sono il recordman dei concorrenti televisivi". Forse mi hanno messo anche un po' in imbarazzo, era forse anche un po' troppo. Recordman, così definito, diciamo, per numero di partecipazioni da concorrente ai più svariati programmi, format nazionali e non negli anni. Ho avuto la fortuna di incontrare diversi personaggi, uno di loro è mancato poco tempo fa, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Carlo Conti. Soltanto dopo 30 anni, 31 anni, Amadeus, che non avevo mai incrociato lungo il mio cammino televisivo, diciamo così, insomma. Però sono una persona, cioè la mia vita quotidiana è ben altro, è molto piatta, tranquilla. Che canzone chiediamo, Enrico? Ma io sono un grandissimo amante di Amedeo Minghi, quindi qualsiasi brano di Amedeo Minghi, oppure ascolto pochissima musica straniera, però adoro i Placebo, e quindi non so, Enrico li conoscerà sicuramente, magari un brano loro in inglese. Che dire, grazie a voi, grazie Maria Teresa Marinò. Grazie Enrico per i bellissimi regali. No, i regali ha messi Rete 7. Enrico è soltanto il tramite. Rete 7, deve ringraziare Rete 7. Rete 7, ringraziamo. Rete 7, assolutamente. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti e dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male, se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Stiamo soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda per film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male, se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi
promessa, una grande sorpresa insieme a Valentina Branca. Ciao ragazzi! Abbiamo Roberto, il chitarrista dei Braida. E allora, ve l'ho detto che c'era una grande novità, una grande sorpresa. Sono le 20:22, proprio l'ora esatta della sorpresa. Valentina, racconta qualcosa di Roberto, perché io non lo conosco, lo conosci molto meglio tu. Sono felicissima questa sera di aver portato qui a casa mia, Casa Peiretti, il chitarrista dell'orchestra I Braida. Diciamo un'altra casa che ho in giro per il mondo è la casa dei Braida, questa bellissima orchestra, e lui è il chitarrista ufficiale dell'orchestra. Che bello! Ufficiale. Sei emozionato? Tantissimo. Parlo proprio vicino. Tantissimo. Ma qua Siamo contenti. Qua è casa mia, è casa di Valentina, adesso è anche casa tua. Qua è casa di chi viene a esibirsi. Perfetto. Bene, allora, visto che sento che l'emozione è tanta, andiamo avanti con la musica. Ricordo il 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, tra un po' anche per giocare al gioco, ma ricordo nel secondo tempo, perché arriva un brano di Anna Oxa fantastico, dalla voce di Valentina Branca, Pagliaccio Azzurro. Cantate con noi. Nodi al fazzoletto per non pensarci su. Piedi grandi per sentire che la terra è sempre là, e il cappello di impedire che gli sfugga la realtà. Questo è il mio pagliaccio azzurro. Ragazzi, tutto molto bello, ma io vi consiglio, senza andare incontro a uno scomunica, di salutare i Braida.
Assolutamente sì. Salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno guardando da casa. Ciao ragazzi, salutiamo Robby Perottino, abbiamo anche Claudio Maero sicuramente che ci sta guardando, Luca Franchin e anche Riffero Claudio. Saranno tutti lì davanti alla TV. Il maestro Riffero Claudio. E quindi andate a sentire i Braida se si trovano nella vostra città o nei comuni limitrofi, perché ne vale veramente la pena. Qui abbiamo la voce e la chitarra, se poi aggiungiamo basso, batteria in company viene fuori certo. una serata che è una figata. Quindi grazie per essere qui, andiamo ancora una volta a rivedere gli indizi per vincere lo zainetto, chissà cosa ha nascosto il Peiretti qua dentro, chissà. Gli indizi sono ruote e viaggio, trasporto, carta e pesante. Potete giocare dopo la prima canzone del secondo tempo. Adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e voi non cambiate assolutamente il canale. Non si cambia il canale, vero? Diglielo. Non si cambia canale. Bravo, esatto, esatto, pubblicità. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que tanto olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, por favor, que dolor no quedó. El corazón espinado, como duele, me duele, mamá. Como me duele el amor. Como me duele el corazón cuando nos viene integrado. Pero no olvides, mujer, que alguna día harás. Ay, 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 como me duele el amor. El corazón espinado, como duele, me duele, mamá. Como me duele el amor. El corazón espinado, como me duele el amor.
Spettacolo puro in casa Peireti, la voce di Valentina, la chitarra di Roberto. Che bello. Allora, vediamo. Oh, ragazzi, andiamo a rivedere gli indizi un attimo. Subito. Andiamo a rivedere. Nel frattempo abbiamo anche una cimice ospite. Non so se che da sta casa la girando un vedete. po'. È una cimice grossa, sì, no, come la mia mano. Mai vista una cimice così? Ce l'abbiamo solo noi qua in casa Pere. Mi consenta, se ne vada. Non se ne va. Va bene, gli indizi sono ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Apriamo le telefonate. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di giocare con noi. Subito la prima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Vediamo. Pronto, ciao. Ciao, chi Sono sei? Alessio e chiamo da Tina. Da? Tina è una piccola frazione del comune di Vestignè. Ma che bello! Ciao Alessio, benvenuto in Rete 7, benvenuto in casa Piretti. Allora, il gioco lo conosci già, ci sono degli indizi. Qua all'interno c'è nascosto un oggetto che tu adesso dovrai indovinare per portarti a casa lo zaino di Rete 7. Secondo te, qual è l'oggetto nascosto? Provaci! Secondo me la parola è gomma. Gomma, ruote, viaggio, trasporto. Spiegami un po' perché gomma? Perché il trasporto su gomma, Sì, la gomma carta. certo. E adesso ripetimi per favore tutte le altre perché non sono davanti alla TV. Allora, perché sono- facciamo così, io ti ringrazio di aver chiamato, non è l'oggetto nascosto Ah, mannaggia. e ti invito a riprovare domani. Grazie amico mio, Grazie a te. un abbraccio, ciao. Arrivederci, ciao. Non è gomma, hanno già detto camion, non è, hanno già detto valigia, non è, hanno già detto gomma, non è. E adesso andiamo a vedere la prossima telefonata, rispondiamo, eccoci qua. Pronto, chi sei, da dove? Eccoci. Giovanna dalla provincia di Vercelli. Riproviamo che stasera. Brava Giovanna, cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, tocca a te, vai Giovanna. Io ho pensato ad un aeroplano. Un aeroplano? No, non è un aeroplano. Vale, mettiti. Va bene. Sì, mi Mi sono divertita lo stesso a giocare. Grazie Buona mille, serata. grazie, ciao. E grazie ciao. per la musica e l'allegria che ci regalate. Grazie a voi che decidete di passare quest'ora della vostra vita, della vostra giornata in nostra compagnia. Grazie davvero. Ciao. Buona serata. Buona Ciao a serata, tutti. ciao. Andiamo avanti, abbiamo ancora una telefonata, vediamo un po' se prima della pubblicità arriva ancora una telefonata, ma certo che arriva. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Rico, Ciao, chi sei? Eleonora da Carmagnola. Eleonora da Carmagnola, benvenuta. Sì. Secondo te Grazie cosa a c'è te. nascosto all'interno dello zaino? Ho pensato a un passaporto. Ha un passaporto, aspetta, passaporto, sì, con ruote, Sì. viaggio, trasporto, ci sta, Sì, ok, ma con pesante? pesante perché appunto in aereo, se vai in viaggi, vai con insomma in aereo, l'aereo è comunque pesante. Ah. Quindi immagino che il passaporto comunque si viaggia ovunque. Se su un aereo, l'aereo ha le ruote sotto. Ho capito. Insomma, io ho fatto un po' di collegamenti. Hai fatto bene, ma non è l'oggetto che ho nascosto qui. Ti ringrazio lo stesso per aver giocato con me. No, vabbè. No. Grazie, Riprova è stato un domani. Riprova domani. Sicuramente. Grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. E grazie soprattutto per aver giocato insieme a noi. Allora, forse c'è ancora il tempo dell'ultima telefonata per quest'oggi. Se non viene indovinato, ricordo che gli indizi non cambiano e torniamo a giocare domani. Ma abbiamo l'ultima telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Elisabetta da Pinerolo. Ciao Elisabetta, ciao Pinerolo. Gli indizi sono ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Un modellino di un aereo. Un modellino di un aereo. Fammi vedere. No. Mi dispiace Elisabetta. Ciao, grazie per aver giocato con noi. Grazie, buona serata. Buona serata, ciao. Non è facile, ma non è neanche così difficile. Pubblicità, poi torniamo in onda con un brano davvero di quelli, raga. Di quelli non rock, de più, perché arriva America di Gianna Nannini. E con sti due sarà un vero spettacolo. Pubblicità. Cercherò, sono sempre detta, cercherò
ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno è per sempre con la sua solitudine e regala il suo corpo e non sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare e lui le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi volare e lui che scende e che sale e si sente l'America. Fammi l'amore, lei che pensa ad un altro e si inventa l'America. Fammi l'amore, forte sempre più forte ed io sono l'America. America! Alla voce Valentina! La chitarra di Roberto! Orchestra! Ibrahim! Parte! Spettacolo puro in casa Peiretti questa sera. Ole! Wow! Mamma mia! Io godo perché lo sai, io sono un fan dei Pooh e per me la chitarra, l'assolo di chitarra vuol dire do di battaglia e ragazzi, credo che chiunque suoni la chitarra abbia bravissimo. Mi permetto anche di ringraziare la regia perché il video dietro era davvero molto molto bello. Bravo Con le Fabrizio! immagini dell'America. Grazie Fabri, meraviglioso, grazie. Allora, però adesso andiamo a conoscere un po' Ecco. il nostro Roberto. Sì. Da quanto tempo suona chitarra? Da 50 anni. Da 50 anni. Cosa vuol dire? Cioè, Sono riuscito solo a fare questo, non di più. nella vita, già qualcosa, tu almeno una cosa sei riuscito a fare. Quindi cos'è per te la musica? È tutto. È tutto. Da quanti anni fai parte dell'orchestra? Comunque da quanti anni suoni sui palchi? 50. Sei nato sul palco, praticamente sei nato sul palco. E trovi ancora le emozioni dopo 50 anni? Sempre. Quali sono? Sono cambiate? Ogni volta di più. Ogni volta di più. Sì. Non è di tante parole, però No, quelle giuste. no. Quelle dice Allora, poche ma pensa, giuste. Peiretti, io sono andata con loro prima di entrare ufficialmente nell'orchestra. Sì. Ho fatto una sostituzione estemporanea un po' di tempo fa ed era quello che mi stava più antipatico, cioè alla fine Ah, sì? era quello più No. serio, quello più Ma io sono serissimo. E di molto poche serio, parole ma di pensate. poche parole, quello che anche se vogliamo mi aveva parlato anche meno, insomma. Ecco. E invece ora abbiamo instaurato questa amicizia davvero bellissima, con tutti quanti e anche con lui, e quindi alla fine di poche parole ma quelle giuste. Perché la musica unisce Esattamente. sempre le persone che hanno cuore e intelligenza, divide quelle che non hanno l'anima. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin a qui. Vai regia! Vediamo un po' quanti messaggi sono arrivati. Buonasera Casa Peiretti, stasera non potrò guardare la trasmissione perché è il compleanno di mio figlio Matteo che compie 21 anni e siamo tutti lì a festeggiare. Potresti fare gli auguri, grazie Luciano di Brandizzo. Auguri Matteo! Auguri Matteo, tantissimi auguri. Dopo devo fare anch'io degli auguri importanti, però per adesso auguri a Matteo e saluti a Luciano. Un saluto a tutti, Silvia da Motta Alciata. Ciao Silvia, grazie. Ciao Silvia. Grazie. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Casa Peiretti, dal direttivo dell'associazione Noi Ci Siamo ODV di Valperga. Un grazie sincero per l'attenzione e la simpatia che ci riservate sempre. Domenica 12 ottobre abbiamo vissuto una splendida giornata con lo spettacolo e la manifestazione Ruote di Speranza per Greta, che ha unito motori, solidarietà ed emozioni vere. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto e
partecipato con entusiasmo. Un applauso all'associazione Noi Ci Siamo di V per tutto ciò che fate per la piccola Greta. Non dimenticare che Vivere con te su Rete 7 può bastare per ottenere su richiesta una canzone del cuore. Grazie Rotellini Carlo. Bene, noi siamo qui per questo. Voi scrivete e noi, se le sappiamo, le facciamo abbastanza subito, altrimenti dovete aspettare il tempo di impararle bene. Ciao, volevamo fare tanti auguri a Nicolino da parte di nonni. Mi ha anticipato, però auguri Nicolò! Auguri! Nicolino Tantissimi auguri a Nicolò. è il bimbo della mia sorellona, quindi auguri Nicolino, sempre su per la tua musica. Dani, grazie, sempre presente, mi fa molto piacere questo. Buonasera da tutta casa Peiretti, ciao Enrico e Valentina, dal vostro amico Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, un bacione grande. Adesso ciao. ti faccio fare una cosa che non ho ancora fatto, leggi il prossimo messaggio, vai. Ciao Enrico, mi fai sentire la canzone La mia band suona rock di Ivano Fossati, Maurizio di Volvera, saluti Valentina. Ciao carissimo, ciao Maurizio, salutiamo anche tutti gli amici di Volvera. E la mettiamo in programma nelle prossime puntate. Ciao Enrico, ciao Valentina, da Elena. Grazie Elena, ciao. Complimenti, bellissima serata, Fabio di Bricherasio. Ciao Fabio, un abbraccione Ciao, Fabio. grande. Grazie mille Fabio. Ciao Enrico, ciao Valentina, un'altra volta con noi Milena. Ciao noi Milena. siamo qui per questo, per tenervi compagnia. E non sapete quanto siano importanti questi messaggi. Ciao Enrico, grazie per la bella musica. Mi puoi cantare come tu sai fare e lo fai bene con passione, tanta voglia di lei. Grazie, un abbraccio a Nancy da parte di Fabio. Va bene, te la metto in programma. Se non domani sera, la prossima settimana di sicuro. Ma già potrebbe andare in onda domani sera. Ricordo che domani sera è qui con me Claudio, il Papillon d'Oro. Ciao Enrico, come sempre complimenti per la serata. Un saluto particolare ai miei amici speciali Valentina e Roberto. Vi voglio bene ragazzi, ma lo sapete già, Marinella. Grazie mille, un bacione grande, grazie mille. Lo sapete già, ha un valore, ragazzi, ha un valore importante, non ha bisogno di scriverlo perché voi Guarda lo sapete. Nello che cosa dice. Grande serata. Grazie, Nello. Bravo Nello. Grazie, super ciao, Nello. Ciao. Sempre con voi amici, viva Casa Peiretti, lo dicono Giovanni e Silvia da Alessandria, e andiamo forte ad Alessandria, Peiretti. Certo, è una zona del Piemonte dove siamo tanto seguiti e questo mi fa super felice. Ari, eccoci. Scusa di averti disturbato oggi, ma volevamo sapere se voi siete sempre nei nostri pensieri, farti sapere che voi siete sempre nel bene e nel male. Vi adoriamo, siete grandi. Giovanni e Titti, vi vogliamo bene. Grazie Giovanni e Titti, Ciao. un cuoricino Ciao. grande anche per voi. Un bacione. Che belli questi messaggi pieni d'amore. Ciao a tutti, bravissimi. Ma Valentina sei unica. Tanti saluti da Ventimiglia. Grazie. Ma chi sei? Qualcuno che vive al mare. Mi piacerebbe venirti a trovare. Vengo a Ventimiglia a piedi adesso. Beato lui. O lei, Questa che si sia. sveglia e vede il mare. Vedi. Io mi sveglio domani mattina e vedo la legna da mettere a posto. Leggi pure. Ciao, è da poco tempo che vi ascolto, mi fate tanta compagnia, buona serata Teresa. Ma grazie Teresa. Grazie. Ciao, Teresa. Ciao Grazie, Teresa. signore. È il nostro obiettivo questo, quindi siamo sulla buona strada. Ciao Enrico, ti stavamo vedendo ma è saltato, non c'è più segnale da Pinerolo. Sì, abbiamo avuto un po' di problemi, questa puntata riandrà in onda a breve perché è saltato proprio il segnale televisivo non di Rete 7 ma di tante emittenti e vi siete persi una serata pazzesca. Vi chiediamo scusa, non dipende né da Casa Peiretti né da Rete 7 ma proprio da qualcuno ancora più in su. La famiglia di Casa Peiretti si allarga anche il Sant'Anna di Pinerolo, complimenti, gran bella serata a Roby Dracunis. Ciao Roby. E qui giochiamo in casa ragazzi, perché abbiamo il capo orchestra che ci scrive i messaggini. Volevamo anche una foto, Roby. Ciao a Valentina e Roberto da Joe Swing da Carmagnola. Grande Joe Swing, l'abbiamo Ciao. conosciuto ieri sera. Grazie Grande, mille, un grande, abbraccione grande. forte. Joe Grazie. Swing. Vi seguiamo con affetto, famiglia Carmelli da Alessandria. Evviva Alessandria, evviva la famiglia Carmelli. Grazie ragazzi. Allora ripeto, per coloro che avessero perso un pochettino di questa puntata, vabbè, potete rivederla tranquillamente tra mezz'ora sul canale 83 per intero.
invece verso mezzanotte la troverete sui nostri canali social, iscriviti, mettete anche la campanella. Nel frattempo salutiamo Daniela da Biella, chissà se Daniela da Biella ha messo la campanella sul nostro profilo, non si sa. Comunque grazie Daniela, a me non resta che nient'altro che ringraziare uno strepitoso chitarrista. Grazie a te Enrico per l'ospitalità. Complimenti, davvero complimenti. E l'idea ce l'ha avuta la voce di Casa Peretti, Valentina Branca. Grazie a tutti ragazzi, grazie Roberto, grazie ad Enrico e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Un abbraccio al nostro Fabrizio in regia. Domani sera un'altra puntata dal vivo, stessi indizi, stesso oggetto dentro lo zaino, altre telefonate e non mi resta nient'altro che dirvi grazie, 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 grazie e ancora una volta grazie. A domani, ciao. Ciao a tutti.